Cos'è tutta questa allegria questa mattina? No, non capisco veramente, signori. Sta per cadere il governo, succedono cose bruttissime. Diamo un'occhiata alle agenzie, signori. Il Corriere della Sera ci spiega come e perché ha vinto il no. Dalle fasce d'età a livello economico, l'analisi completa del voto. Ecco che cosa all'ultimo ha attivato i dormienti. I dormienti. Sapete che ce ne sono vari tipi di dormienti. Testo bocciato dagli elettori più istruiti e dai laureati, capito? Mica quelli dei centri sociali come dicevamo noi. No, gli operai si dividono e il sì prevale tra le casalinghe. Il sostegno alla legge si ferma al 31% tra i centristi, ragazzi. Ognuno fa la sua valutazione. Chi dice carne, chi dice pesce. Nordio, mi assumo la responsabilità politica della sconfitta, scrive invece in apertura Repubblica, e Conte che dice no, è tutto il governo che si deve dimettere. Subito sotto, shock Meloni, scrive Repubblica, torna la tentazione del voto anticipato. Addirittura psicodramma Forza Italia. Marina Berlusconi delusa sente la Premier. E poi naturalmente su Repubblica ve l'ho risparmiata in rassegna stampa. Lashline, nel paese esiste una maggioranza alternativa, un messaggio a chi vuole stravolgere la Costituzione. 6 minuti dopo le 11, ancora il buongiorno, sono Sammy Varin, Radio Libertà, diretta nazionale su tutti i canali web, ma naturalmente anche sulla banda DAB della vostra radio. Stiamo per collegarci con un artista indipendente che ci mena via per qualche minuto, Zara Broadway. Ma poi oggi, martedì, avremo i bacchettoni di Informazione Cattolica che non sono andati in onda ieri perché ne abbiamo ritrasmesso le esequie del nostro capo Umberto Bossi. Dopo le 11:30 parleremo anche di una cosa carina che secondo me vi interessa. Parleremo dei ricambi delle automobili che costano tantissimo, soprattutto per chi ha un'auto vecchia è sempre un problema se non hai soldi per comprarti un'auto nuova e vai avanti a riparare quella vecchia, ma a volte non si trovano i ricambi. Qualche consiglietto ce l'ho quest'oggi da darvi, ne parliamo dopo le 11:30 su Radio Libertà, poi alle 12:30 ritorna La Belva di Ottaviani. Ieri non è andata in onda perché giustamente c'erano i funerali di Bossi in replica. Oggi alle 12:30 il parlamentare della Lega Nicolò Ottaviani farà le sue considerazioni sul risultato del referendum e sapete che lui è sempre piuttosto graffiante. Ore 12:30, La Belva Civile, la nuova trasmissione di Ottaviani su Radio Libertà. Domani, mercoledì, ritorna anche Lega e dintorni. Anche questa è una nuova entrata negli ultimi mesi, la trasmissione che fa Marco Grimoldi, il responsabile gadget della Lega, signori. Gli abbiamo dato in mano una trasmissione che sta andando fortissimo perché parla di Lega e dintorni. In questi mesi stiamo intervistando gli esponenti della Lega Lombardi, della zona di Milano, Varese, Brianza, eccetera. Domani, mercoledì, nel nuovo orario, ore 15:30, non più ore 16, ma Lega dintorni da domani andrà in onda dalle 15:30 alle 16:30. In questo nuovo orario, Lega e dintorni avrà ospite Gallarate, la sezione della Lega di Gallarate in provincia di Varese. Sono tutte zone che appartengono naturalmente alla storica culla della Lega. Ascolteremo il segretario di sezione, ma anche naturalmente il responsabile provinciale della Lega che ben conoscete. Restate lì, fermi tutti. È tempo di musica indipendente. Non ve l'ho detto, tra una chiacchierata e l'altra chiaramente non mancheranno i vostri WhatsApp. Ne ho qui decine da leggere al 340 6709 659. Non esco di qua se non li ho letti tutti. Subito però la pausa con la musica indipendente. Ascoltiamo un pezzone nuovo per Zara Broadway. Used to leave, and I made my heart bleed. I'm over you, but my mind isn't me. And I know I'm not doing 'cause I should be. I don't really care 'cause you left me.
I know it's a little bit complicated, but one day you will get there. Baby, can't you come back? I need you in my life. Without you, it's so dark. I need to bring back the light we had before. All the dreams I'm having without you beside me. Can't you hear me scream? I'm scared to see you in my dreams. You're in my dreams, and you won't seem to never leave. I'm on my phone, but the line is never free. Will I know how much more I've gotta be in the waiting line for you and me? I know it's a little bit complicated, but one day you will get there. Baby, can't you come back? I need you in my life. Without you, it's so dark. I need to bring back the light we had before. All the dreams I'm having without you beside me. Can't you hear me scream? I'm scared to see you in my dreams. Up all night losing sleep, out of sight, you and me. Up all night losing sleep, out of sight. Baby, can't you come back? I need you in my life. Without you, it's so dark. I need to bring back the light we had before. All the dreams I'm having without you beside me. Can't you hear me scream? I'm scared to see you in my dreams. Io vorrei che me la rimandassi da capo perché è un pezzo che ti ipnotizza, che ti mena via e di questi tempi davvero ne abbiamo bisogno di essere menati via. Signori, la musica indipendente, lo sapete, all'interno delle trasmissioni di Sammy Varin ogni mezz'ora va un artista assolutamente introvabile. Quasi mai si possono ascoltare i miei artisti su Radio DJ, su RTL, su Dimensione Suono, magari qualcuno ogni tanto, ma ragazzi, è come fare la spesa dal contadino, cioè vai lì per comprare le cose buone, se vai al supermercato le cose buone buone genuine non le trovi. E così la mia musica indipendente. In My Dreams è la canzone di Zara Broadway che abbiamo con noi. Ciao Zara! Ciao, buongiorno a tutti. Che fatica. C'ho ancora il fiatone. Trovarti la Zara Broadway, classe 2002, una cantautrice inglese cresciuta nel nord Italia, a Bassano del Grappa, è vero? Sì, nelle zone di Bassano, esatto. Ti è venuto anche un po' l'accento, eh? Beh, ci mancherebbe, penso che dopo 23 anni sia normale. Allora parli veneto tu, eh? Ho capito. Sì, un pochino sì. E ci piace, ci piace. Senti, allora, qui vogliamo sapere che cosa sei. Tu sei cantante, cantautrice, ma anche sceneggiatrice, leggo sui tuoi social. Sì, allora, l'anno scorso sono venuta incontro alla videomaker per il video di Happy Pill e mi è subito venuta in mente la sceneggiatura per il video, così proprio di getto l'ho buttata giù e ho detto cavolo, cosa ho scritto? Allora, è chiaro che voi direte, ma che cavolo stanno dicendo questi? Dovete cercare Zara Broadway su Instagram, è minimo. Esatto, è il minimo. Perché lì trovate anche delle clip dei suoi video e soprattutto del video, il primo video non si scorda mai. Che cosa fai nei tuoi video? Fai anche una cosa molto, molto buffa, sei sul letto che salti, fai cose. Cosa ti è venuto in mente? Raccontaci. No, beh, in realtà perché Happy Pill parla appunto di voler uscire da uno stato psicologico che
ci dà una visione scura, capito? Che non vediamo bene, che è tutto buio, sai, tipo la classica nebbia che va giù in pianura padana. Guarda che sta parlando di tutti noi, ragazzi, perché siamo in questa situazione, a parte l'esito del referendum che comunque ci ha sorpreso, siamo tutti un po' straniti, però siamo in Sì. mezzo tra una guerra e l'altra, e la benzina che dovrebbe scendere invece sale, cioè ci siamo molto nella musica di Zara Broadway e quindi lì sei sul letto che non sai più neanche tu che fare. Esatto, sono là che mi dimeno, che cerco di uscire da uno stato psicologico da cui è difficile uscire. Capito, Quindi capito signori, e qui chiediamo aiuto veramente. Io ho chiesto aiuto all'astrologa questa mattina, Zara, perché faccio rassegna stampa e ti puoi immaginare cosa non ho trovato sui giornali di quest'oggi. Fatto sta, quindi, trasformi le esperienze più intime e fragili in musica autentica, leggo nella tua biografia, una relazione passata ormai, ma che il nostro subconscio non riesce a dimenticare. Questo racconti invece in My Dreams. Anche questo, comunque, c'è il video da guardare, perché comunque con il tuo volto, il tuo viso, racconti tante sensazioni. Non so se sei brava tu o se ti viene spontaneo, comunque. Insomma, riesci a interloquire non soltanto con la musica, ma anche con le espressioni del viso. E questo è bellissimo, sai? beh, mi è stato detto infatti che sono molto espressiva. È vero, è vero. Guarda che questo è un dono di natura, al di là di Io lo uno apprezzo. cosa studia, cosa non studia, vuol dire che sei, come si dice, una tipa, una tipa. Senti, ma a questo punto noi abbiamo ascoltato In My Dreams, c'è chiaramente Happy Pill, ma in generale se cercate Zara Broadway, scritto Broadway con la Y Ecco. finale, non potete non trovarla. Salta fuori lei con le sue canzoni sugli store digitali, su YouTube, ma aspettate il 3 aprile a cercarla, perché il 3 aprile cosa succede? Esce un nuovo singolo che si chiamerà Ugly Face. Che è bergamasco. Com'è che si intitola, scusa? Noi Ugly Face. ugly, face, quella cosa Sì, lì. è scritto così, ecco, insomma. No, noi parliamo come mangiamo, insomma. Senti, di cosa parli qua? Ma sempre in inglese comunque, mai una parolina in italiano. Non ancora, chi lo sa. Perché comunque hai anche una dizione carina, una bella inflessione che ci piace, secondo me ci starebbe bene un po' in inglese, un po' in italiano. Facci un pensierino, una canzone in 2 Mh. lingue. Davvero, con una postilla in veneto, in dialetto veneto. Sì, così siamo più inclusivi, no? Guarda che quello che ti dice Sammy Varin, poi vado a scovare perché il pubblico è variegato. Tu adesso hai la fortuna di essere internazionale, quindi ti puoi far ascoltare nella tua terra natia, ma anche qua in Italia. Ma in Veneto questa inflessione così particolare che hai, bella bella, e la devi sfruttare, perché a quel punto colpisci anche sul territorio Bassano del Grappa e zone limitrofe. E non è male. E pensiamoci. Spiegami bene questa Ugly Face cosa tratterà? Allora, praticamente a me è successo prima di cambiare zona, quindi io in realtà adesso non sono più a Bassano, ma sono a Valdobbiadene. E praticamente è successo che col gruppo con cui uscivo, con la compagnia tra virgolette di Bassano, appena ho cambiato casa mi hanno voltato le spalle, Oh, mi hanno cacciato dal gruppo di WhatsApp senza dirmi niente ma dai. e ovviamente io ho le mie fonti. Mhm. Quindi mi è arrivata tipo una marea di materiale praticamente e un messaggio bello lungo in cui qualcuno con della rabbia molto repressa ha deciso di buttarla tutta su di me. Taratata. Ta-da! E E adesso? qui inizia lo spettacolo. E Signori, quindi ho detto, ragazzi. che mamma, che voglia che c'ho di scrivere adesso. Ugly Face. Esatto, Ed è e da lì poi è arrivata. nata Ugly Face. Ma porco cane, ragazzi, siamo curiosi di sentire, ma soprattutto di seguire questa artista Zara Broadway.
tutta da scoprire musicalmente, bella tosta, ma soprattutto quella musica così bella ipnotica che ci porta via dalle problematiche quotidiane. Manca soltanto l'invasione di cavallette e adesso le abbiamo vissute tutte quante. Zara, quando è che scappi di casa, ci vieni a trovare a Milano? Ah, guarda, appena posso arrivo, giuro, lo Dai, prometto. dai, seriamente, ti offriamo un buon caffè padano, ma soprattutto ti tiro dentro in trasmissione con me. Io faccio così, eh. Se mi venite a trovare qua in via Bellerio 41 a Milano, tranquilla, zona a fuoricentro, metropolitana a fuoricentro, la metropolitana è gialla. Io vi tiro dentro in trasmissione, conducete con me qualunque cosa io stia facendo. Faccio così, Zara, quindi preparati. Ah beh, allora aspetta che libero tutta la mia agenda, tutto il mio calendario, guarda. Dai. Zara, quando vuoi, tante cose belle, buona musica e chiaramente saremo i primi a trasmetterti il 3 di aprile. Grazie mille e un bacione a tutti. Grazie. Zara Broadway ci saluta e diamo il microfono in mano ai bacchettoni, ma minimo, ci mancavano. Ieri non abbiamo potuto trasmetterli, oggi recuperiamo. Linea a Matteo Orlando di Informazione Cattolica. Buongiorno Semmi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Con una intervista dal titolo Mario Borghezio, Umberto Bossi è stato un risvegliatore di popoli, abbiamo voluto ricordare il fondatore della Lega attraverso le parole di uno che ha collaborato strettamente con lui, vale a dire l'eurodeputato Mario Borghezio. E infatti in una delle domande che abbiamo posto, Borghezio ci ricorda che alla notizia della scomparsa di Umberto Bossi si sono affollate nella sua mente e nel suo cuore 1000 ricordi e sensazioni, ma soprattutto si è focalizzata l'immagine di un uomo totus politicus e come tale totalmente consacrato al raggiungimento di un ideale. Inutile aggiungere l'orgoglio di avere supportato con tutte le sue forze, dice Borghezio, un simile condottiero. Poi nell'intervista Borghezio affronta anche altri temi, come per esempio il concetto di sovranità nazionale nel contesto dell'Unione Europea, l'Italia che ha perso troppo potere decisionale a favore di Bruxelles, i limiti dell'attuale assetto dell'Unione Europea e poi la possibilità o meno dell'uscita dell'Italia dall'euro e dall'Unione Europea e poi ancora in che modo la Lega oggi potrebbe ridefinire la propria posizione in ambito europeo e nazionale. Ecco, io invito caldamente a leggere questa intervista di Matteo Castagna a Borghezio. In un altro articolo pubblicato stamane abbiamo voluto criticare non la persona, naturalmente, ma le idee di un youtuber particolarmente famoso. Stiamo parlando di Paolo Gambi, che attira l'attenzione di molti cattolici, ma bisogna stare attenti a quello che dice. Sì, perché in questo articolo noi facciamo un serio discernimento delle parole di questo youtuber e notiamo che ci sono diversi suoi interventi che attaccano la Chiesa Cattolica come istituzione visibile e gerarchica, sottovalutano i sacramenti della Chiesa Cattolica e anche parlano di alcuni temi teologici cattolici con o superficialità o senza approfondimento o in una condizione, diciamo, di lontananza da quello che è l'insegnamento bimillenario della Chiesa. Quindi invitiamo tutti i nostri lettori e voi, cari ascoltatori di Radio Libertà, a stare attenti a quello che dice Paolo Gambi in materia di fede, perché ci concentriamo solo sulla fede, infatti non dice invece cose negative per quanto riguarda tanti altri temi sui quali siamo particolarmente d'accordo, a cominciare dalle sue critiche nei confronti di un certo Islam. Poi in un altro articolo, sempre stamane su Informazione Cattolica, abbiamo parlato di un fenomeno particolarmente evidente e diffuso, il Double Income No Kids, DINK in sigla, DINK, vale a dire quelle persone, coppie, che stanno insieme senza minimamente pensare ai figli, anzi, considerando i figli
non un bene, un dono, non qualcosa che è naturale nell'unione tra un maschio e una femmina, ma considerandoli quasi come un peso. Quindi parliamo di coppie che vivono in una sorta di modello familiare dove due redditi si uniscono per vivere insieme e per cercare la propria libertà e noi aggiungiamo il proprio egoismo. E purtroppo questo non corrisponde a quello che insegna la Chiesa Cattolica, per esempio, e non solo, anche il diritto naturale sul matrimonio e sui figli e sulla continuazione della specie umana. Ecco, un altro articolo particolarmente interessante che abbiamo pubblicato ieri riguarda una intervista che abbiamo fatto a una bravissima analista geopolitica, la dottoressa Silvia Boltuc, che è stata intervistata dal nostro Pietro Licciardi. Abbiamo intitolato questa intervista Guerra energetica e rischio escalation globale, perché purtroppo mentre gli USA sembrano avere sbagliato i loro conti, Israele punta sempre più alla destabilizzazione del Medio Oriente. Intanto, come cattolici, ci siamo sentiti destabilizzati dallo stesso premier israeliano e abbiamo criticato alcune sue parole in un articolo che abbiamo intitolato Netanyahu glorifica la potenza come criterio ultimo, perché purtroppo il leader israeliano, il primo ministro israeliano, ha affermato durante una conferenza stampa del 19 marzo 2026, ha affermato che il modello Gesù è perdente, mentre il modello Gengis Khan è quello vincente, vale a dire ha esaltato la forza e la necessità di essere più potenti dei barbari piuttosto che pensare alla figura di Gesù, al suo sacrificio, alla sua redenzione. Certo, non potevamo naturalmente sperare che un premier di un paese ebraico avesse come punto di riferimento Gesù Cristo, ma non potevamo immaginare che invece il suo modello fosse Gengis Khan, visto la frase che ha citato Benjamin Netanyahu. Speriamo solo di avere diciamo, sentito queste parole per questa circostanza e magari che Netanyahu rettifichi o comunque corregga il tiro, perché sarebbe veramente un'offesa molto grave per tutti i cristiani del mondo, molti dei quali solidarizzano con Israele. Ancora, carissimo Semmi, tanto per parlare di errori, abbiamo riportato stamane un articolo di Angelica La Rosa che parla di tutti gli errori commessi da Paul Ehrlich. Non so se avete presente, era quell'autore che nel 1968 con The Population Bomb aveva avuto un impatto enorme sull'opinione pubblica, diffondendo l'idea che la crescita della popolazione mondiale avrebbe inevitabilmente condotto a enormi carestie globali, a collasso ecologico e a milioni di morti entro pochi decenni. Sappiamo come la storia ha smentito questo, diciamo, presunto visionario. Ecco, oltre a lui invece ci siamo concentrati anche nel ricordo di Paolo Cirino Pomicino, che è stata una figura complessa e controversa della storia politica italiana del secondo Novecento, e abbiamo intitolato l'articolo che lo ricorda come così uno specchio di un'epoca ormai conclusa. Leggendo l'articolo capirete il perché abbiamo intitolato in questo modo. Poi naturalmente non è mancato il nostro ricordo nei confronti di un grandissimo attore che è scomparso nei giorni scorsi, vale a dire Chuck Norris. In un articolo su Informazione Cattolica abbiamo parlato di lui con un pezzo dal titolo Addio a Chuck Norris, grande cristiano, e sull'altro nostro sito, vale a dire infobreak.it, quindi non solo su informazionecattolica.it, ma anche su infobreak.it, abbiamo parlato di lui in un altro articolo dal titolo Chuck Norris, una voce fuori dal coro. Cosa emerge da questi due articoli? Emerge il suo essere cristiano, è diventato cristiano in età adulta, ma poi
si è impegnato fortemente per i valori cristiani e anche aiutando i giovani e i soggetti problematici con droghe e altro, avevano problemi di droghe e altro, e poi naturalmente è stato un grande testimone a favore della vita e dei valori che ha portato nel mondo Gesù Cristo. Poi, carissimo Semmi, per completare questa breve rassegna stampa, continuiamo ancora con il nostro secondo sito infobreac.it, citandovi gli articoli che abbiamo pubblicato stamane. In un articolo dal titolo "I pentiti d'essere entrati nella UE e nella NATO", abbiamo visto un po' cosa dicono oggi gli sloveni a distanza di un ventennio dall'ingresso nella NATO, nell'Unione Europea. Poi, in un articolo particolarmente polemico, intitolato Beautiful, ovvero la normalizzazione dei peccati quotidiani, abbiamo riflettuto sul fatto che proprio come oggi, 23 marzo, ma del 1987 addirittura, cominciava la trasmissione negli Stati Uniti della prima puntata di questa soap opera, che è diventata una delle più longeve e seguite di tutto il mondo, ma al di là del successo mediatico e della capacità narrativa, ci siamo interrogati sui contenuti e sui messaggi che questo tipo di televisione spazzatura veicola, specialmente dal nostro punto di vista cattolico. Vi invito a leggere questo articolo, come vi invito a leggere l'altro articolo di stamane che abbiamo pubblicato su Infobreak sui curdi, che sono in attesa per capire cosa fare anche loro per quanto riguarda la guerra che è in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran. Carissimo Semmi, grazie sempre per l'ospitalità. Per questa settimana è tutto. Arrivederci alla prossima settimana e un augurio di una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allo Sami Varen di Radio Libertà, intanto complimenti per la voce gradevole che hai. Per quanto riguarda le mie canzoni, sono nate purtroppo sempre durante turbulenze amorose. Riguardo il brano Shut Down, scritto in un periodo che cercavo un nuovo amore. Grazie alla Vedette Records di Rozzano, che ha creduto in questo brano, che l'ha prodotto. Ti auguro successo per il tuo programma. Ti ascolto sempre dalla Germania. Un saluto ai tuoi ascoltatori da Krefeld vicino Düsseldorf,
da Franco Crescenzo. Ciao, Sammy Varin. Give me your love, honey. Give me your body, honey. Give me your body. Cosa vuole? Cosa chiedi? Cosa vuole? Cosa vuole? Cosa vuole? Cosa chiedi? I just want to show you from you. Yeah, please. Give for me. Oh yeah, get nobody. No, please. Don't leave me alone. No, please. Don't leave me alone. That's what I want. No, don't let me die. No, don't let me die. Why is that life for me? Oh, darling, come on, please, give me, please. Guarda che è vero, questo è l'effetto del risultato del referendum, sia che abbiate votato sì, sia che abbiate votato no, ci ha galvanizzato niente male il risultato, in tutti i sensi. Questi sono artisti indipendenti, ma questo è un pezzo grosso, Franco Crescenzo dalla Germania, Shining Down, si faceva chiamare ai tempi BSB Microsound, dal jazz alle collaborazioni con grandi nomi come Pino Daniele, e qui Franco Crescenzo esplora sonorità più sintetiche, sperimentali, ci porta nell'italo disco, anche se sono i tempi passati, signori, quindi è stato un precursore in questo senso. Shining Down, con un saluto naturalmente a Franco Crescenzo e a tutti gli amici che ci seguono in giro per la Germania, sono tantissimi ascoltatori di Radio Libertà, curiosi ancora della bella Italia, salutando sempre i parenti e gli amici. Oh, parliamo di cose serie? Sì, parliamo di cose serie, signori, parliamo di crisi monetaria, crisi economica, e dobbiamo cercare di risparmiare in ogni modo, e adesso vi diamo qualche consiglio di quelli fatti bene. E io ho con me il dottor Giovanni Perina. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i telespettatori che ci stanno ascoltando, radioascoltatori. Buongiorno da parte mia, da Rete Eventi ed Autodemolitori Riuniti.
Signori, Autodemolitori Riuniti di Verona, così leggo, che ci dà qualche buona nuova, perché parlavamo prima, anche ricordavo le problematiche di questi anni, cambiare auto costa sempre di più, sempre che la ritrovi l'auto, perché adesso con i problemi delle consegne ancora più problematiche situazioni, i ricambi costano un occhio della testa, ma chi poi la macchina nuova non se la può permettere e viaggia con auto di una certa età, ne sappiamo qualcosa tutti quanti, se non ti puoi permettere di comprare un'auto nuova e cerchi di rimettere a posto l'auto vecchia, anziana, ma neanche magari tanto vecchia, semplicemente aspetti ancora per prenderne una nuova e si cercano i ricambi per l'auto usata e non è facile trovarli, ma soprattutto molte volte, ragazzi miei, che prezzi! E vale la pena? E ti dicono che non vale la pena e a quel punto ti obbligano a comprare un'altra auto e tu non hai soldi per comprarti un'altra auto. Insomma, parliamo delle difficoltà logistiche ed economiche per reperire un pezzo di ricambio di cui avete bisogno per la vostra auto. Beh, io parlando con il dottor Giovanni Perina ho scoperto che c'è un altro sistema. Sembra magico, sembra di avere scoperto l'acqua calda, ma c'è un altro sistema per risparmiare comprando, trovando, cercando ricambi auto che non sono trovati per qualche caso strano, eccetera, sono usati, sì, ma sono rigenerati e garantiti. E qua mi fermo perché ci devi spiegare, Giovanni, di che cosa si tratta, cosa state portando avanti. Parliamo di Verona, ma non soltanto a Verona. Giovanni. Hai centrato perfettamente il tema. Infatti, noi siamo Rete 20 Autodemolitori Uniti e siamo presenti in ogni regione d'Italia. La nostra specializzazione è quella nella reperibilità, come tu hai giustamente detto prima, nei ricambi auto. Cioè mettiamoci proprio nei panni della signora Maria che porta la sua autovettura dal meccanico. A questo punto ha due alternative: o supponiamo che abbia il motore da sostituire, o va in concessionaria e acquista il motore, ma spesso, Sammy, con 40 milioni di autovetture, il valore del motore supera il valore della macchina stessa. Quindi l'unica alternativa intelligente qual è? È quella di cercare nel mondo dell'usato. Ora il meccanico, proviamo proprio a immaginare fisicamente cosa può fare. Può cercare su qualche autodemolizione limitrofa. Il problema è proprio la moltiplicità di quelli che sono i ricambi. Ecco qui la nostra forza. Noi impattiamo su 180 demolitori nell'arco di mezz'ora, 50 in Italia, altri 130 tra Europa e Lituania. E questo ci consente di fornire risposte veloci circa la reperibilità di ricambi auto, come giustamente hai detto te, usati sì, ma rigenerati e garantiti, ma garantiti nero su bianco, perché anche questo, insomma, diventa un punto importante, sempre. E cacchiolina, ragazzi miei, cioè qui abbiamo scoperto un tesoro, perché sono moltissimi i nostri ascoltatori che circolano con auto vecchie, no, si dice anziani, oppure vintage, suona ancora meglio vintage. Diversamente giovani, dai, diversamente giovani. Assolutamente, e giustamente non si possono permettere un'auto nuova o, attenzione, molto spesso non la vogliono un'auto nuova, perché ce ne sono determinate che ti rompono le palle queste automobili, inizia a suonare questo allarme, suona quell'altro, non riesci a toglierli e superi la corsia e ti rompe le scatole che hai superato la corsia. Oppure uno semplicemente è affezionato alla sua vecchia auto e la vuole tenere per 10-20 anni e ci mancherebbe altro. Ragazzi, questo è oro colato, ritrovare il ricambio. Ma come si fa a questo punto, Giovanni? Fisicamente, allora, tecnicamente, come uno deve fare? Voglio dire come si fa, ma consentimi anche, perché ogni azienda per funzionare deve avere anche un'anima e noi ci teniamo, perché noi siamo tutte le aziende, dietro le aziende ci sono persone, esseri umani, e noi crediamo
in 3 valori fondanti. Se mi consenti vorrei condividerlo perché noi Certo. tutti, il mio team, i miei ragazzi, crediamo in questi valori che portiamo avanti, cerchiamo di trasmettere tutti i giorni. Posso raccontarvi brevemente? Certo, certo. Allora, sono la coesione, Sammy, la coesione che significa uno per tutti, tutti per uno, perché insomma il fatto di avere un problema e avere un collega che può aiutarti, insomma questo ci permette ancora una volta per essere più veloci nel servire la signora Maria. La lealtà, noi siamo esseri umani e per natura siamo imperfetti e quindi cerchiamo di arrossire prima dicendo la verità su qualcosa che potrebbe magari non piacere e quindi ecco il fatto di essere leali pensiamo che sia un valore fondante. E poi la precisione perché? Perché è un mercato il nostro, quello del ricambio, dove incappare nell'errore è veramente facilissimo. Abbiamo 3 procedure di controllo, quindi cerchiamo, non tutte le ciambelle, neanche noi riescono col buco, ma cerchiamo veramente di perseguire la più possibile precisione possibile. Allora, mi stavi facendo un'altra domanda però e volevo risponderti. Me la ripeti gentilmente? Sì, dicevo proprio tecnicamente come deve fare chi ci sta ascoltando in questo momento e avesse bisogno di un ricambio magari anche costoso per la propria automobile e non lo vuole nuovo o non lo riesce a trovare nuovo, come fare tecnicamente per contattarvi, a chi si deve rivolgere? Allora, guarda, abbiamo il nostro sito che è r20.autodemonitoririuniti.eu oppure il nostro telefono che è lo 045, un secondo solo che te lo prendo qui. Eccoci. Perché è importante chi ha la possibilità in questo momento di segnare giù questo numero. Allora, te lo do io perché qui abbiamo il numero che vi può salvare. Aspetta che lo ripetiamo per bene. Il numero che vi può salvare, voi che avete un'auto non recente. È 352 045 6637. Perfetto, segnato anch'io. 352 045 6637. Noi ci troviamo in via di Buzziati 10 a Verona e il nostro sito è R20, perché siamo presenti in ogni regione d'Italia, quindi R20 sta per regione d'Italia, no? Quindi Rete 20, quindi r20.autodemonitorriuniti.eu. Perfetto, direi perfetto, signori. Quindi vi aspettiamo per la reperibilità dei vostri ricambi auto. Signori, grazie, Sammy. Grazie davvero, è stato un piacere. Grazie Giovanni Perina. Avete trovato la possibilità di proseguire. A tutti i radioascoltatori d'Italia, a nome mio e a nome di R20 Autodemonitori Riuniti. Ciao a tutti. Grazie Giovanni, avete trovato la possibilità di continuare a girare con la vostra auto a cui siete affezionati. Ci fermiamo, certamente c'è il Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Adesso mi scrivete a me che volete una pompa della benzina, del gasolio, non ho capito, io che non c'entro niente, cioè, dovete scrivere a lui. No, scherzi a parte, è una stupidatina, ma è importantissimo. Ricambi auto usati, rigenerati, garantiti. E quante volte ci è capitato nella vita di dover cambiare l'auto perché il meccanico ti convinceva che no, non ne vale la pena, eccetera. Non ne vale la pena comprarlo nuovo, ma comprarlo usato e tenersi l'auto ancora per un po' di tempo non è niente male. 352 045 6637 Autodemolitori Riuniti di Verona. Intanto mi è arrivata la conferma. Domani, mercoledì 25 marzo alle 11:30, sai chi intervistiamo, Francesco? Avrai l'onore di telefonare a
una lacrima sul viso. Bobby Solo alle 11:30 domani su Radio Libertà. Che onore, ragazzi, me la tiro, ma quanto me la tiro. Cosa c'è adesso? Segui la Lega? Beh, certo, anche perché Sammy Varin non ti lasciano uscire da Bellerio se non leggi i WhatsApp che ti hanno spedito decine e decine di ascoltatori. Vi ho fatto infervorare questa mattina, ma cosa sarà mai successo? Non lo so, davvero. La Meloni deve cambiare registro, no soldi Ucraina, no guerra, il voto anche per questo. Parliamo chiaramente del no che ha vinto al referendum sulla giustizia. Sto leggendo i WhatsApp che mi avete spedito dalle 7:30 di questa mattina al 340-6709-659. Siete dei pazzi furibondi perché me ne avete inviati veramente troppi. La Meloni deve fare le pulizie pasquali, in effetti le pulizie pasquali bisogna farle ogni tanto. Buongiorno, volevo dare il mio parere facendo una semplice analisi del voto di ieri sul referendum. Purtroppo è stato un giudizio sull'operato del governo, che in questi 4 anni ha fatto poco sul programma. Ha continuato la politica suicida della von der Leyen, non ha cercato una soluzione con la Russia e soprattutto per il gas russo. L'immigrazione non è stata risolta neanche in parte, provvedimento a metà, vedi la legge sull'occupazione delle case, il Mercosur accettato e tanto altro. Poi ci mettiamo ministri e viceministri uguali se non peggio dei pidini, carburanti alle stelle, eccetera eccetera, nessuna legge elettorale, votazione del Presidente della Repubblica accantonata, autonomia accantonata, riaprire i pozzi di gas sul territorio neanche per sogno, ovvio che si è puniti dall'elettorato. Mi fa un male, raga, ma quanti schiaffoni mi ha dato questo ascoltatore? Criminalità e tanto altro, manca ancora un anno, si può recuperare. E aggiungo che gli unici ministeri che hanno lavorato sono il Tesoro, i lavori pubblici e i trasporti. Per quanto riguarda il centro-sud, in cui tante regioni sono governate dalla destra, cos'è accaduto? Deve fare un rimpasto il Presidente del Consiglio, ma con persone competenti. E anche qui, come vi ho ricordato più volte, la caratura di certi politici che sono al comando in questo momento forse non è un granché. I giovani extracomunitari hanno votato no perché sono a conoscenza che pur combinando guai saranno impuniti. In galera andrà la povera gente per bene. Posso chiedere di portare la riforma di votare in una sola giornata perché sai la notte porta consiglio? Quindi di fare un solo giorno nel referendum? Interessante. E poi c'è anche un messaggio audio. Sentiamo cosa si dice qua. Vai col cursore. Buongiorno Sammy. Buongiorno. Giorgio deve andare avanti e mi spiace per tutti quelli che hanno votato no perché se ne renderanno conto presto. E comunque Giorgia deve andare assolutamente avanti. Ciao ciao. Grazie. Forza Lega, avanti con l'autonomia. Grazie. Forza. Sì, la sensazione che ho avuto io, ti ho detto che fosse un voto un po' psicologico per un momento psicologico che stiamo vivendo. Luca da Mantova, il risultato del referendum danneggerà l'Italia quanto ha danneggiato il referendum sul nucleare. Siamo ancora oggi alle carceri ferite. Abbiamo creato degli ayatollah della magistratura con magistrati in pieno delirio di onnipotenza. Auguri. Interessante. Hanno abboccato alle fandonie della sinistra, i giovani hanno votato contro il governo, del referendum non gliene fregava niente. La Meloni deve stare al governo, così quando tra qualche giorno la sinistra comincerà la guerra contro il governo a suon di avvisi di garanzia, sarà evidente che avevamo ragione sulla magistratura politicizzata a sinistra. Abbiamo visto che cantavano Bella Ciao, abbiamo capito subito e speriamo che qualcuno apra gli occhi e smetta di essere truppa cammellata. Ancora i vostri WhatsApp al 340-6709-659. Nell'era dell'intelligenza artificiale i giudici si sono fermati a Bella Ciao, a Salvini. Archivi il ponte, pensi alla viabilità del nord, ad esempio Bergamo, Lecco e Brianza. Cara Marilla, ma ci ha pensato e come? Voi non ve ne siete accorti, ma le Olimpiadi sono state le Olimpiadi del Nord con la T finale.
una vittoria della Lega e di nessun altro, ma soprattutto strade e autostrade che si stanno ancora costruendo, le stanno costruendo qui al nord. Forse non ve ne siete accorti, ve ne accorgerete magari tra qualche mese quando saranno ultimate. Comunque buona giornata a Sammy, purtroppo ha prevalso il sistema mistificatorio giacobino, chissà quanti giovani capre conoscono la storia giacobina, scrive Ruggero. Un altro messaggio audio, sentiamo se c'è, sul cursore, sentiamo cosa dice Mary, sul cursore. Pronto? Sono Mary da Ciao. Ferrara. Ciao. E dunque, da una chat di amici mi è arrivato una clip dove c'era scritto lutto nazionale. Ora, io non so, ancora non ho comprato il quotidiano il Carlino per sentire nella mia città come hanno votato. Comunque ho visto al seggio molte donne velate e molti nuovi italiani, però. molti con quei camicioni lunghi che non lasciano nessun dubbio per chi hanno votato. Vi saluto e con grande dispiacere speriamo di vincere almeno il prossimo anno, che vada bene il prossimo anno, ma bisogna fare molta pubblicità, perché io ho visto nei mercati il giovedì erano quasi tutti quelli che distribuivano i foglietti con il no, ne ho visti pochi con il sì. Vi saluto e vi ascolto sempre. Arrivederci. Gentilissima, grazie Mary per essere con noi. Era comunque un referendum molto tecnico, difficile da spiegare, l'abbiamo spiegato nel modo più semplice noi, ma ripeto, noi siamo una piccola radio, una cosa di nicchia e passaparola, a quanto pare è risultato difficile, ma soprattutto c'è stata una grande affluenza al voto che nessuno, anche i più esperti, si poteva aspettare. E il problema è che era meglio che non andassero a votare, perché hanno votato no. E questa è una battuta veramente scema. La lettura del voto: vince l'Italietta dei parassiti, napoletani in testa, bisogna costruire un muro, altro che ponte. Il razzista Gino. Il Sud e il suo interesse lo sa fare molto bene, pensateci. Altro vergognoso razzista, guarda, prendo le distanze. Buongiorno Sammy, lo hai detto, sembra che ci siano stati 2 milioni di voti aggiuntivi di giovani pro-PAL e astenuti cronici della galassia pacifista antisionista che hanno fatto la differenza. Si vede che la complicità di Meloni, Crosetto & Company al genocidio e allo sterminio di bambini di Gaza non è piaciuta moltissimo e questa volta, almeno elettoralmente, non ha pagato. Ancora WhatsApp, io li leggo tutti, belli e brutti. Avete troppe aspettative da un popolo di cialtroni. Tutto qui, un caro saluto, Gianluca. Scuola a sinistra, Chiesa per il no, popolo pecorone. Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno remato contro di nascosto. Viva la Lega e il Lombardo Veneto. Carmen. Sammy, non tutti i mali vengono per nuocere, scrive Pietro, chissà cosa vorrà dire. L'Italia è un bellissimo paese, purtroppo è abitato da gente di sinistra, scrive Ivano. Credo esista la possibilità di ricusare un giudice in caso di contrasto anche politico con il giudicato. Caro Arminio, se al Sud con 50 euro vendono un voto, tua moglie cosa farebbe con 50 euro? Questo proprio mi rifiuto. Grazie Dario, buongiorno. Secondo me l'unico modo per far passare il referendum era che la Meloni e Salvini non aprissero bocca. Sammy, guardando... questo è il razzista, è il secessionista, scusa Luca. Guardando la cartina della cloaca italica con le percentuali del sì, risulta evidente una cosa: il Lombardo-Veneto deve abbandonare questa cloaca di Stato italico, essendo una nazione evoluta rispetto ai quartomondisti italiani. Se l'indipendenza arriva con le buone, bene, ma dubito. Profetico fu Miglio: se non faranno l'autonomia, l'indipendenza arriverà de facto con buona pace di tutti gli italici sudditi. Come sempre, unica soluzione indipendenza, tutto il resto un'inutile agonia, altro che Stato unico. Caro Sammy, caro fratello fiumano, caro Luca, ma che ti devo dire, ci stiamo lavorando, come vedi. Il risultato del voto è stato comunque una cartina di tornasole. La mia lettura è 17 regioni contro Veneto, Lombardia e Friuli, centro-sud contro nord.
Ciao, Disma da Barletta, città di mare, ottimo clima. Sammy, la tua rassegna stampa oggi è ridicola. Beh, in effetti cosa potevo fare? Quello che ho scritto sui giornali era ridicolo. Non solo i magistrati stanno brindando, ma anche delinquenti, scippatori, maranza, immigrati irregolari che avranno il futuro assicurato, non in galera. C'è anche un messaggio audio. Sentiamo cosa dice questo. Sul cursore. Non parla. Muto d'accento e di pensiero. Ah, non parte proprio, in questo caso non è arrivato l'audio. Ancora un altro, eccolo. Buongiorno a tutti, sono Sandro Firenze, ambulante. Allora, la vittoria del no è dovuta prima di tutto a una grande mobilitazione da parte dell'opposizione, ma anche gran parte degli elettori di centrodestra hanno preso e hanno votato contro il governo attuale, specialmente nella mia categoria. La mia categoria, a cui era stato promesso di liberarci dalla Bolkestein, di renderci una massa di precari, e parlo ancora oggi di 180.000 aziende con relativi addetti, di liberarci, cioè eravamo stati liberati dalla Bolkestein, grazie al sottosegretario Bitonci della Lega, e io sono un leghista, nonostante sia in Toscana dal 94, ha fatto di tutto per rimetterci dentro, rendendoci una massa di precari. Tantissimi miei colleghi, fregandosene dei quesiti del referendum, hanno votato no contro il governo Meloni. Perciò attenzione a tradire il proprio elettorato. Grazie. Grazie caro, ricordati che siamo in una coalizione, che la Lega è quella che ha meno voti di tutti. Ancora, quelli del no, la spiegazione è stata: lo dice Gratteri e io lo voto. Io ho chiesto a questa persona se non può ragionare con la sua testa ed è proprio lì che l'ho zittita, perché non ha saputo dire altro che stare zitta. Il voto dei giovani è condizionato dai professori. La sinistra, applicando la teoria gramsciana sulle 3 casematte da conquistare per prendere il potere, ha occupato la scuola, la magistratura, l'informazione e la cultura. Quindi la destra deve rendersi conto che deve attrezzarsi per contrastare questo sistema. Vittoria schiacciante del no, grazie anche a noi elettorato di destra, che a differenza della sinistra abbiamo ragionato con la nostra testa e non su indicazione dei partiti. Caro Sammy, ho una proposta per la radio: trasmettere ogni giorno i comizi di Bossi a Pontida e quelli più importanti tenuti in varie occasioni. Che ne pensi? Oh Bruna, penso che sarebbe bellissimo. Buongiorno Sammy, io vorrei sapere se chi ha votato per il no è contento di farsi giudicare da chi ieri cantava e ballava Bella Ciao. Certo che stupidi, l'Italia ne è piena. Forza Nord, Lori da Monza. Finché strizzeremo l'occhio all'Europa, finché affameremo il popolo per dare miliardi a un tossico, finché diremo no all'energia russa per fare un favore a chi specula, la destra perderà. Saranno contenti anche le organizzazioni islamiche che volevano che nulla cambiasse. Povera cultura italiana, scrive Maurizio. Ragazzi, mi devo fermare, mi chiudono il microfono, ma continuano ad arrivare messaggi, non smettono. E allora siamo qua fino a domani? No, dai, ci fermiamo. Grazie davvero a tutti per la vostra forza, la vostra potenza, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30. Avete ascoltato